Giusto il tempo di definire la Final 8 di Coppa Italia, il girone di ritorno è già partito. Trento-Treviso è il secondo opener della 16ª. Niang nell'angolo da Forrai che ritorna in mezzo. Niang non vuole forzare, allora Cale Lamb. È un po' staccato Bowman, un po' tanto. Tripla di Anthony Lamb. Bowman invece dice cal, pick and roll centrale, palleggia, resto e tiro, 7-4. Attenzione, 4 contro 3, subito Trento a spingere in campo aperto. Ellis riceve il blocco e taglia Baie, rimpiazza Cale, appena segnato da quella parte, figuriamoci. Ne arriva un'altra per Mainz Cale. L'alzata arriva e viene ricevuta da Polycap. L'assist di Bowman, corre subito il campo Ellis, arriva a rimorchio e Baie. E questo è Trento. Fai un canestro ma non torni nel modo corretto, soprattutto non fermi la palla e loro in 4 secondi sono dall'altra parte. Ora però palla persa e dall'altra parte va a segnare il canestro facile Andrea Pecchia. Attenzione, si è acceso JP Macchiura. Abbiamo la parità a quota 30. Macchiura ancora, doppietta clamorosa. Žukauskas, Polycap altissimo, il lituano però ha il tempo di preparare la soluzione appoggiata al vetro. 42-40. Mascolo vuole attaccare Ford, si mette in proprio con la tripla. Grande canestro di Bruno Mascolo. Questo invece è un lituano e le triple le ha sempre segnate. Sicuramente aumentare l'intensità in difesa, 48 punti sono troppi, quindi dobbiamo migliorare molto lì. Altra tripla, facciamo 11 su 21 da 3 per una clamorosa Dolomiti Energia. Macchiura che è tornato e colpisce subito JP Macchiura, che era già il miglior realizzatore di Treviso. Attenzione a Žukauskas che ha appena segnato a rimbalzi in attacco e allora torna a martellare anche da 3 punti. Furibondo coach Vitucci con la sua difesa, anche qui troppo morbida. Ford, niente palleggio e tiro, va col terzo tempo rallentato e allora Treviso dall'altra parte. Macchiura, resto e tiro. JP Macchiura da 8 metri, -1 NutriBullet. 26 di Macchiura che sta dominando al Pala Trento. Ford, numero, floater e canestro. Eccolo il più 10, massimo vantaggio. E qui Lamb invece capisce il momento, attacca lui, va a segnare, avrà il libero, più 16. Bowman blocca Mazzola, arresto, scarico, Caroline pronto a sparare con Lamb che arriva con un attimo di ritardo. Ellis nell'angolo, Cale riparte, arresto, e schiacciata col punto esclamativo gigante sulla partita, 90-76.
che il riattacca Ellis, vorrebbe la tripla e ce l'ha, arriva la doppia, finisce così, vince la Dolomite Energia e spezza la striscia da 3 sconfitte consecutive in campionato, 101-86 il finale. Sì, abbiamo giocato una bella partita, primo tempo abbiamo giocato bene in attacco e in difesa, abbiamo fatto un po' di fatica, poi il secondo tempo ho continuato a muovere la palla bene e abbiamo vinto, siamo molto contenti.